In un momento istituzionale, con la fascia tricolore, il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, ha citato il generale Vannacci. L'opposizione si dissocia e attacca il primo cittadino per le sue parole pronunciate domenica nel Veronese durante una visita al Sacrario del Monte Baldo a Malcesine, realizzato per ricordare i caduti di tutte le guerre. Bano nel suo discorso parla del servizio militare fatto nei paracadutisti, ricordando quando partì come volontario in Somalia e dove conobbe il generale Vannacci. Un personaggio che oggi è alle cronache dei telegiornali, il generale Vannacci. All'epoca non era generale, ma era capitano ed era con me giù. Ora, qua noi stiamo celebrando una manifestazione ricorrente, però dovremo anche riuscire a trasmettere alle nuove generazioni, al futuro del nostro paese. E invece purtroppo mi trovo molto spesso in grande difficoltà a spiegare ai giovani il sacrificio, il dovere, non solo diritti, ma anche responsabilità, doveri. Poi leggo, vedo quello che sta succedendo, quando qualcuno si permette di esprimere in maniera legittima e democratica un'opinione, un parere, magari anche condiviso dalla stragrande maggioranza, cosa succede? Viene rimosso. Ecco, secondo me io lo trovo assolutamente sbagliato e spero che questo sia uno spunto di riflessione per tutti. Parole non adatte al momento e che creano imbarazzo, visto che un sindaco deve rappresentare tutti quando ha la fascia tricolore, dicono i consiglieri di opposizione Fabio Borina e Alessandro Bisato, ex primo cittadino proprio di Noventa. In fascia tricolore, in un momento commemorativo organizzato dalla locale sezione dei combattenti reduci, si commemorano tutti i morti in conflitto nelle guerre per difendere la pace, per raggiungere l'obiettivo sancito nella Costituzione, in quel di Malcesine, nel sacrario del Monte Baldo, e lui se ne esce con una difesa spassionata del generale Vannacci, tra l'altro apostrofato dallo stesso ministro Crosetto come improprio le uscite che ha fatto in divisa, e poi altrettanto dicendo che i giovani hanno solo in mente i diritti, insomma dichiaratamente difendendo Vannacci e in questo modo offendendo, a nostro dire, parte delle persone che erano lì, che si sono subito dimostrate, come dire, non confacenti con quanto era stato espresso dal sindaco.